Buongiorno, rassegna stampa TG Plus del 14 luglio. La provincia di Treviso apre con la tribuna Maltempo, Marca devastata, alberi schiantati, auto distrutte, edifici scoperchiati, danni per decine di milioni. Nel capoluogo, l'epicentro della bufera. E vediamo poi altre notizie. Vedete che qui la svolta sul delitto di Fiera, infatti la tribuna copre quasi tutta la pagina con la notizia del maltempo. Svolta sul delitto di Fiera, gli indagati salgono a 12 e poi affiora dal canale il cadavere di una donna decapitata, giallo amareno, e l'emergenza sballo da alcol nell'ULSS 2, 86 casi gravi in soli 6 mesi. Questa sera poi c'è al Festival di Marca, musica contro i bulli, e al cinema gratis con la tribuna. Questa è l'immagine, probabilmente, sì, infatti, Le mie ragazze di carta, quel film girato a Treviso e Mogliano, nel cinema di Mogliano. Insomma, sarà una certa curiosità anche da andare a vedere questo film. Insomma, sosteniamo anche noi, visto che ci dà la prima pagina tutte le mattine alla tribuna di Treviso. Andiamo a vedere il Gazzettino, la legge sul fine vita Veneto, primo in Italia. Bene, diciamo che c'è una certa forza per questa cosa che va avanti, e probabilmente va avanti anche molto bene. Profughi, terremoto nella Lega, si parla ancora di questa accoglienza diffusa che non piace, il siluro di Stefani all'intesa firmata da Zaia e Conte. L'accoglienza diffusa, dice mai Federica, ma è fallimentare, e anche di questo si parlerà parecchio. Vedete che anche il Gazzettino dedica la fotonotizia alla tromba d'aria, alla strage degli alberi, e poi anche l'esilio forzato di Pandolfo dopo lo sgarbo alla cosca. Ma questa è una notizia del Bellunese. Poi su Padova andremo a vedere le altre notizie che insomma le abbiamo già viste. La Corte UE respinge il ricorso contro l'obbligo di vaccino, però sapete che il Gazzettino ha una pagina spalmata un po' su tutta la fascia regionale. Andiamo sul Corriere del Veneto. Lega il video del segretario Stefani, no ai migranti, presa di distanza dal protocollo Zaia-Conte. E poi vedete sotto capannoni scoperchiati, danni a case e ospedali, il flagello del gran caldo. La famiglia che si schianta contro un camion in sosta, un morto e 3 feriti. Questa è una notizia che troviamo in più di un giornale. E a San Marco l'ipotesi di ridurre i decibel, anche lì è una situazione che insomma 80 sono troppi, dicono, insomma cose che si dicono da parecchio tempo. Vedete che sotto però nasce il comitato degli esodati del super bonus, questa faccenda che è diventata parecchio spinosa. Andiamo a vedere anche la pagina di Treviso di Notizie Plus, l'innovazione donna premiata all'imprenditoria femminile 2023. Vedete Mario Pozza qui in pole position. Questi che hanno venduto dei modellini per un prezzo, per una cifra su internet, e poi invece hanno mandato dei tarocchetti, roba da pochi soldi, ma sono stati insomma deferiti per truffa. Vedete che anche da noi il nubifragio e la grandine sulla Marca, ci sono nuove foto della Protezione Civile, e Saverio Rossi, il comandante dei Carabinieri di Mogliano, che va in pensione, quindi lì si dice va in congedo, e viene sostituito da Donato Convertini, che fu già comandante prima dell'arrivo di Saverio Rossi e adesso torna a fare il comandante. È tutto anche per la pagina di Treviso.